A volte provi ostilità o antipatia verso una persona e poi misteriosamente, all'improvviso, te ne innamori. Certe storie sono come certi amori. Gigi Riva, per esempio, a Cagliari proprio non voleva andarci. È il 1963, lui ha 18 anni, è già forte, gioca all'attacco nel Legnano in Serie C. Viene convocato nella nazionale juniores per una doppia sfida con la Spagna. La prima partita si gioca a Siviglia, l'aereo degli azzurrini decolla da Roma, sorvola la Sardegna e Gigi guarda giù dal finestrino, vede una terra che deve apparirgli in quel momento brulla o respingente, così dice distinto: io lì non ci andrei mai. E invece, una settimana dopo, i dirigenti del Cagliari firmano il suo ingaggio, il suo trasferimento con i dirigenti del Legnano proprio all'intervallo della partita di ritorno tra Italia e Spagna. Insomma, il ragazzo che non vuole andare a Cagliari va a Cagliari. Ci va malvolentieri quindi, eppure non se ne pentirà più. Vincerà lo scudetto che fa la storia del calcio italiano, compirà grandi imprese e soprattutto lì lascerà il cuore perché certi amori appunto sono così.